laddove hanno fallito le autorità genitoriali, non falliscono le autorità educative. Chiaro? Quindi è molto importante sottolineare che in questo caso è l'insegnante di sostegno, è la forza di questa piccolina, di questa adolescente, preadolescente, perché 13 anni, di essersi rivolta a una insegnante di sostegno avendo fiducia d'essere ascoltata, che ha potuto far vomitare a Cronos, dio del tempo, tutto l'orrore che vivendo in questa situazione, in questi orchi familiari, queste ragazzine, oggi 13 anni, l'altra maggiorenne, hanno vissuto. È una violenza sempre che si rivolge al mondo femminile. La colpa è sempre di Eva, del corpo di Eva, che ricorda il corpo dell'origine, quello della madre, ma che viene trattato con una violenza e un'aggressività profonda, quasi l'averti messo al mondo il corpo della madre, il corpo della donna, con un'invidia del grembo che può fare questi miracoli, cioè può dare vita alle forme della vita, fosse qualche cosa che proprio perché sei nato e magari sei infelice, con un'angoscia di morte, sono nato, ma alla fine del percorso, prima o dopo morirò, ti avesse condannato, mettendoti al mondo anche poi a vivere una vita che finirà con la morte. I casi di violenza sessuale nel palermitano sono in aumento e non è soltanto una sensazione dovuta agli ultimi eclatanti casi denunciati, ma un dato clinico scientifico. Lo certificano i dati del pronto soccorso ostetrico del Policlinico Paolo Giaccone. Dal 1 gennaio al 31 agosto di quest'anno le vittime di violenza giunte nell'azienda ospedaliera universitaria, che è centro di riferimento per i casi di violenza sessuale nell'Interland della città di Palermo, sono state 37, 12 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Un terzo di queste violenze avvengono fra le mura domestiche. Su 34 casi del 2022, 14 casi sono da parte di conoscenti, tra partner, ex partner, familiari, amici, conoscenti. L'età delle vittime varia dai 14 ai 50 anni. Al Policlinico vengono visitate soltanto le vittime adulte, ma l'azienda ospedaliera universitaria offre un servizio di consulenza medico-legale anche all'ospedale pediatrico di Cristina per i minorenni. L'azienda sanitaria ha strutturato un percorso che inizia al pronto soccorso ostetrico per poi essere seguito, così come prevede un protocollo specifico a livello multidisciplinare che va dalla raccolta delle prove alla cura della salute della donna fino all'assistenza psicologica. I campioni per le indagini genetiche vengono conservati presso la medicina legale, così come gli indumenti. Alla vittima viene rilasciato un certificato di visita e assicurata una continuità del percorso oltre la dimissione dal pronto soccorso. La copia dell'intera cartella su richiesta viene consegnata poi alle forze dell'ordine. Varcare questa porta è il primo atto di coraggio. A volte ne seguono altri, a volte purtroppo no. La Stanza Zero, uno spazio voluto da Telefono Rosa all'Istituto Benedetto Radice di Bronte, il primo del genere in Italia, raccoglie in maniera anonima tante storie di violenza e maltrattamenti. Tenendo in considerazione appunto che si tratta di adolescenti, sono abbastanza timorosi. Quando entrano qui dentro provano, diciamo, anche un senso di vergogna. La stanza si chiama Zero perché deve segnare un punto di ripartenza, quindi si riparte sempre da zero. Un punto di svolta perché si decide di dire basta, di fare qualcosa per cambiare il proprio vissuto. 170 segnalazioni nel primo anno, di cui solo il 10% trasformate in denuncia. Tra quelle rimaste sommerse anche alcuni casi di stupri di gruppo che richiamano l'orrore dei branchi di Palermo e Caivano. Abbiamo avuto diversi casi in cui sono venuti a raccontarci che in passato avevano subito violenza di gruppo, ma non erano riusciti, non avevano avuto l'appoggio giusto per farlo emergere. Storie di vittime, carnefici e anche testimoni involontari, come quel ragazzo che ha affidato a un biglietto anonimo questa richiesta di aiuto. Io ho assistito ad una violenza sessuale perpetrata da un mio compagno su una ragazzina e io non ho fatto niente. Adesso cosa posso fare? Da questa porta non passano solo studenti e studentesse, ma anche genitori, docenti, personale che cerca supporto per arginare un fenomeno che richiede un cambio radicale di cultura.
La scuola ha un ruolo fondamentale in questa emergenza educativa che stiamo vivendo. Noi dobbiamo fare veramente una parte importante, perché a scuola i ragazzi iniziano a sperimentare quelle forme di società, di convivenza civile, per cui devono capire che bisogna stare insieme senza violenza. Sono convinti che è naturale che se io dico sì, vengo con te al bar, poi c'è anche dell'altro. Non si rendono conto che io, donna, posso fermarmi fino al momento in cui anche da spogliata dico no. Per raggiungere i più giovani a volte basta un semplice click. Inquadrare il QR code e collegarsi al sito del telefono rosa dedicato alla stanza 0. Control room e 1000 occhi sulla città sono gli ultimi strumenti messi in atto dalla prefettura di Palermo e dal comune per scongiurare episodi di violenza, atti vandalici e furti. Questa mattina in prefettura è stato firmato il protocollo istituito dal Ministero dell'Interno con l'obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, intensificando la collaborazione con la rete di vigilanza privata. Strumenti che comune e prefettura mettono in atto in particolare dopo lo stupro di gruppo del 7 luglio scorso. Io da tempo avevo iniziato questa attività che ha significato selezionare, il prefetto ha questo compito di individuare e selezionare gli istituti di vigilanza sul territorio che naturalmente aderiscono volontariamente. E già era partita questa attività. È ovvio che con gli ultimi episodi ho accelerato questa, perché è uno strumento in più che diamo alla città e alla sicurezza della città. Il comune di Palermo ha invece istituito la Control Room, un altro strumento di vigilanza, e alla domanda se Palermo dopo gli ultimi episodi è una città pericolosa, il sindaco Roberto Lagalla risponde così. Non sfuggirà a nessuno che questo protocollo è un protocollo che il Ministro dell'Interno ha proposto su scala nazionale e conoscete bene i dati che misurano la pericolosità criminale delle città, e sapete benissimo come Palermo non sia affatto collocata, e per fortuna, in cima a questa graduatoria, ma sia ben dopo il 30° posto. Questo ovviamente non ci rassicura, ma soprattutto noi dobbiamo implementare la percezione della sicurezza nei cittadini. Io vivo nel centro storico, si vive bene di giorno e poi di sera ci sono problemi. Una città dai due volti, così Catania viene descritta da chi ci vive. Tranquilla di giorno e insicura nelle ore serali e notturne, soprattutto nel centro storico. Che rubano macchine, spaccano i vetri, girano parecchi extracomunitari molesti, ci sono parecchie aggressioni, è sporco perché fa schifo. Esco, mi faccio le cose che devo fare, poi pomeriggio non esco più. Qualcuno teme che la sospensione del reddito di cittadinanza possa accrescere il disagio sociale e di conseguenza i casi di microcriminalità. Questo reddito di cittadinanza che stanno togliendo è un problema, è meglio che fanno qualche cosa. È un centro storico pericoloso, per esempio si portano gli sportelli della macchina, si portano quelli, di esserci più attivazioni nelle forze pubbliche. Girando per il centro c'è chi ci dice di vivere la città senza problemi di sicurezza. Sera esco sempre col cane, mai avuto problemi. Magari domani sì, non lo so. Speriamo di no. Insomma, dipende anche i quartieri, le zone. Poi tutto il mondo è paese. Dopo i recenti casi di violenza tra i giovani, qualcuno denuncia la presenza di troppe bande di ragazzini che non rispettano le regole. È cambiato tante cose, specialmente la gioventù di ora, non c'è più rispetto per nessuno, guarda, c'è un'aria proprio. I vandali ci sono in giro, ragazzi troppo maleducati, c'ho lo schifo. Voi come residenti avete paura? È un po', la notte di più. Cosa succede di notte? Di tutto e di più. Allora, la sera ci sono bande di ragazzini che fanno quello che vogliono, spaccano, rompono, a parte i vari furti costanti e continui delle automobili, pezzi di macchina, e come sempre. In centro non manca la presenza delle forze dell'ordine e sono diversi i posti di blocco. I cittadini però chiedono maggiori controlli nelle ore serali e notturne. Cosa chiedete? Più sicurezza, sicuramente. Più certezza delle pene, persone che devono veramente essere prese e punite, perché sennò così non se ne verrà mai fuori.
A Catania purtroppo abbiamo numerosi fenomeni di vandalismo, di teppismo, di microcriminalità, soprattutto rivolte alle automobili, rivolte ai beni delle persone, più ancora che alle persone, e su cui ovviamente sto chiedendo un intervento maggiore. Proprio questa mattina mi è stato comunicato dalla Prefettura che è partita la lettera che avevo più volte caldeggiato, perché non possiamo essere noi ad assumere l'iniziativa, affinché venga chiesto al Ministero degli Interni di mandarci più militari, perché non dipende dal Ministero della Difesa, ma dipende dal Ministero dell'Interno. C'è gente che è convinta che la forza si misura dalla capacità di incutere timore nell'ambito di un territorio. È chiaro che noi non ci lasceremo assolutamente sopraffare, anzi reagiremo, e io in prima persona. È mancata l'acqua? Sì, è mancata l'acqua 4-5 giorni, senza poter lavare i bambini, nulla. Arriva profumo di pulito da questo appartamento nella zona alle spalle di Viale Mario Rapisardi a Catania, dopo diversi giorni di interruzione improvvisa dell'acqua in città, tra Nesima, Corso Indipendenza e le vie limitrofe. I rubinetti da ieri sera si sono riaperti e dunque si è dato sfogo alla pulizia profonda dopo giorni difficili. Per 3 giorni abbiamo avuto neanche una goccia di acqua. Ma la Sidra vi aveva avvertiti? Non ha avvertito nessuno. Mi sono ritirata per aprire, i rubinetti, una sudata come vuole farsi una doccia o qualcosa. Niente, senza acqua. Ho detto, ma strano, dico, non credo che me l'hanno tagliata. Poi ho chiesto al vicino, no, mi ha detto, di sabato, dice che siamo senza acqua. Dopo l'incubo vissuto durante il mese di luglio a Catania con il dramma dell'assenza di luce e acqua come conseguenza delle altissime temperature e degli impianti non adeguati, lo sfogo e il timore della gente è stato raccolto anche dal Movimento Popolare Catanese, che ha riunito alcuni cittadini. Avendo appreso attraverso i giornali locali di questa situazione che dura da tempo, è giusto fare una protesta che si nomini un generale anche qui, vediamo di risolvere il problema dell'acqua. Questo è lo scatto di una giornata raccontata come la 7ª senza acqua. Il post su Facebook era uno sfogo social che abbiamo raccolto. Ero veramente arrabbiata perché avevo caricato anche i bidoni, portarli fino a su perché non ho l'ascensore con le scale, e poi oltretutto a versare l'acqua per lavare appunto le stoviglie, ecco. Il coro è unanime, l'acqua adesso c'è, ma la gente troppo spesso a Catania si ritrova a far fronte ai disagi improvvisi. La Sidra ha dunque completato i lavori comunicati a qualche cittadino che chiedeva informazioni telefoniche, sebbene per qualcuno il paradosso è arrivato proprio con un getto tanto forte da creare problemi. È venuta grossa e si è rotto flessibile del bagno e ora io sono senza acqua, ne posso aprire neanche i rubinetti. Un'abitudine difficile da combattere, soprattutto nel periodo estivo, quello dell'abbandono dei rifiuti nelle aree di sosta delle autostrade. Un fenomeno in aumento, soprattutto nel periodo estivo, dove sono tanti pendolari con le località di mare, già denunciato anche in passato dal Consorzio Autostrade, che ha fatto installare una serie di fotocamere per rintracciare gli automobilisti che svuotavano interi cofani di rifiuti nei cestini delle aree di sosta. L'ultimo episodio è di qualche giorno fa sulla A18 in direzione Catania all'altezza di Sant'Alessio Siculo e che Autostrade Siciliana ha pubblicato sul suo profilo Facebook per denunciare pubblicamente il vizio di diversi automobilisti che trascurano il rispetto per l'ambiente, rischiando di creare anche una serie di problemi, rischi per la sicurezza stradale ed un pessimo esempio per la comunità. Gettare rifiuti o oggetti dai veicoli è un reato, oltre che un gesto incivile, scrive il Consorzio sulla propria pagina Facebook, annunciando che il video verrà girato alle autorità competenti. Ma le telecamere posizionate dall'ente sulla rete autostradale da qualche settimana stanno immortalando una serie di infrazioni al codice della strada, soprattutto nello snodo del viadotto Ritiro a Messina. Questo automobilista, che evidentemente aveva sbagliato ad imboccare lo svincolo di giostra, ha pensato bene di percorrere contromano la bretella per rimettersi in autostrada. Aveva fatto scalpore invece anche l'autista di questo pullman, che aveva spostato le barriere per bypassare l'interruzione e riprendere la marcia verso Palermo. Brindisi
Brindisi Catania è stata rinviata da data a destinarsi a decisione della Lega dopo che lo stadio Iacovone di Taranto è stato dichiarato inagibile a causa dell'incendio di domenica scorsa al termine della partita tra Taranto e Foggia. La gara era in programma sul neutro di Taranto perché lo stadio brindisino è sottoposto ad interventi di restauro. Il Brindisi ha tentato di trovare una soluzione alternativa cercando un nuovo impianto di gioco in Puglia, ma né Andria né Francavilla sono stati approvati. Il primo perché l'impianto non sarebbe stato adeguato ai canoni richiesti dalla Serie C, il secondo per motivi di ordine pubblico, considerata la rivalità esistente tra tifoserie. Si è tentata anche la strada di uno stadio fuori dalla regione, Matera, uno degli impianti presi in considerazione, ma anche questa ipotesi non è stata considerata idonea. Nel frattempo allo Iacovone sono proseguiti sopralluoghi che hanno comunque escluso la possibilità che il match in programma domenica alle 20:45 potesse disputarsi. Così la decisione più logica è stata quella di rinviare la gara ad ottobre. La prima finestra utile potrebbe essere quella infrasettimanale dell'11 ottobre, un mercoledì in cui è stato già programmato il recupero di Messina Casertana, gara in calendario domenica prossima, ma spostata su richiesta della società campana appena ammessa al campionato di Serie C. Ed a proposito di Taranto e Messina, le due squadre si dovrebbero incontrare la giornata successiva nel posticipo di lunedì 18 settembre, ma a questo punto anche quella gara è a rischio rinvio.